Il caso della taverna di Vittorio Veneto è emblematico perché dimostra il carico di responsabilità indirette cui gli esercenti sono sottoposti. Diciamo che sicuramente affronteremo la questione e con un approfondimento. Solidarietà ai colleghi della Tava da un lato, richiesta di un incontro al questore dall'altro, questa è la reazione immediata dell'Unione Provinciale Confcommercio dopo la chiusura per 15 giorni del locale vittoriese a seguito dell'aggressione shock avvenuta al suo esterno sabato scorso con un gruppo di adulti insultati e malmenati da una banda di ragazzini. Ad anticipare la misura della questura, non senza polemica, erano stati gli stessi titolari del locale via social. Nelle scorse ore l'ufficialità con l'autorità di polizia che parla di un locale diventato ritrovo abituale di soggetti con precedenti penali. Più volte anche nel recente passato i carabinieri sono intervenuti per sedare risse. Un provvedimento, sottolinea la questura, fatto per tutelare la cittadinanza e quindi la sicurezza, non una sanzione per l'esercizio commerciale, ma il nodo, dice Sartorato, va chiarito soprattutto in tempi di aumentata aggressività. Gli imprenditori, insomma, dei pubblici esercizi si trovano a dover affrontare situazioni di emergenza con strumenti che a volte sono pochi a disposizione e a volte possono anche finire a subire dei danni, come in questo caso. Alcuni locali, tra l'altro, sono già corsi ai ripari con i cosiddetti cartelli antimaranza. Quanto a Vittorio Veneto c'è un'allerta specifica, la stessa sindaca ha incontrato di recente il prefetto. Non ci nascondiamo dietro un dito e le aggressioni avvenute nelle ultime settimane, negli ultimi mesi in città ci lasciano fortemente preoccupati, anche perché questa situazione va a discapito anche delle attività commerciali e dei pubblici locali. Va trovata quindi una quadra, intanto i controlli rassicurano dal comune sono aumentati, Bagliana si rivolge alla cittadinanza. Faccio anche un appello a tutti i vittoriesi affinché recuperino quel senso di positività e di sicurezza che sono elementi essenziali per far rivivere una città al meglio.